In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Disegno di legge collegato, solo 5 norme impugnate. Il Governo nazionale ha impugnato solo 5 articoli del disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2024 della Regione. Approvato nell'ultima notte di lavori della finanziaria, era composto di 141 articoli. Il Ministero delle Regioni aveva inviato alla Regione contestazioni per quasi 40 di questi articoli. La trattativa, gestita principalmente dall'assessore all'economia Marco Falcone, ha determinato la salvaguardia di decine di articoli e la riduzione delle contestazioni a solo 5 norme impugnate, peraltro abbastanza marginali, un successo oggettivo. Cuffaro e Bonino insieme, la stramba alleanza. Alla fine sembra proprio che Totò Cuffaro dovrà sottostare all'ennesima umiliazione, partecipare ad una lista senza il simbolo della DC, e dovrà pure coabitare con il partito in assoluto più lontano dai valori della Democrazia Cristiana, ossia i radicali di Più Europa, che hanno come leader Emma Bonino. Chi l'avrebbe mai detto, una Democrazia Cristiana in lista con i radicali? Ragusa-Catania, i lavori procedono regolarmente. L'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò ribatte con forza gli allarmismi immotivati del Movimento 5 Stelle sull'autostrada Ragusa-Catania. Non possiamo che constatare, ha detto Aricò, la volontà di creare inutili allarmismi. Al momento, aggiunge l'assessore Aricò, si stanno rispettando i tempi tecnici previsti dal cronoprogramma senza ritardi. Nuovo riparto del fabbisogno sanitario nazionale. Sulla base di un accordo in conferenza Stato-Regioni, dal 2023 è in vigore un nuovo sistema di riparto del fabbisogno sanitario nazionale. Con il nuovo sistema di riparto si tiene conto anche dell'influenza dell'età sui consumi sanitari, del tasso di mortalità sotto i 75 anni e di alcuni indicatori delle condizioni socio-economiche quali la povertà relativa, la bassa istruzione e la disoccupazione. I nuovi criteri hanno generato nel 2023 un impatto redistributivo tra le regioni a favore del Sud, pari complessivamente a 219 milioni di euro, di cui 56 milioni in più alla Sicilia. In Sicilia 400 morti sul lavoro in 5 anni. Secondo l'INAIL, tra il 2019 e il 2023 nell'isola sono stati 406 i morti sul lavoro, uno ogni 4 giorni, un dato che pone la regione siciliana all'8° posto in Italia, segno che ancora la sicurezza è solo un optional costoso. Moltissimi di questi lavoratori che perdono la vita ogni giorno muoiono nei cantieri edili, un'ecatombe che va fermata con nuove norme e controllo sui cantieri. Appalti, albo di professionisti. L'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò ha firmato il decreto con cui è stato indetto l'avviso pubblico per formare un albo di professionisti esterni dal quale poter attingere per selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici per gli appalti di lavori pubblici e per i servizi di architettura e ingegneria. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.